Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Il mondo agricolo è alla costante ricerca di nuove colture che siano produttive, che siano redditizie, che ovviamente si inseriscano nel territorio, in questo caso nel nostro Veneto. Ed è proprio nel nostro Veneto che da qualche anno Veneto Agricoltura sta conducendo delle prove sperimentali sul pecan, che è una noce di origine americana, importante sia per il suo frutto ma anche per il legno. Siamo con il dottor Giustino Mezzalira, esperto anche di pecan, lo abbiamo il nostro ospite di frequente, si occupa di tante cose, ma a lui chiediamo proprio di spiegarci come è nato questo progetto di Veneto Agricoltura sulla produzione, proprio un campo sperimentale ad Eraclea, per vedere se il pecan può essere una pianta interessante anche per il nostro Veneto. Beh, l'idea è nata osservando, come si fa tante volte, quello che ti sta intorno. E allora l'albero che produce queste noci, che non si chiama come il frutto, ma si chiama hickory, entrambe le parole derivano da un dialetto indiano, una lingua dei popoli nativi nordamericani. L'albero che si chiama hickory, scientificamente il nome dell'albero è Caria illinoiensis, fa parte della famiglia dei noci ed è un albero che è stato introdotto da noi in Europa, anche in Italia, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Basta andare per esempio all'Orto Botanico di Padova e si vedono meravigliosi alberi di hickory. Ora, visto che il pecan, il frutto dell'hickory, è stato classificato recentemente come uno dei superfood, uno dei cibi che assieme uniscono qualità nutrizionali ma insieme anche qualità nutraceutiche, è nata l'idea di dire: se l'albero cresce così bene, proviamo a vedere se anche la produzione del frutto potrebbe essere adatta al nostro territorio. E qui nasce la collaborazione, 5 anni fa più o meno, con l'Università A&M del Texas negli Stati Uniti, proprio perché da lì come dire, è nata poi l'idea che si è sviluppata in questo campo sperimentale di Eraclea. Vediamo di capire un attimo più da vicino sia come è nata questa collaborazione e poi come si è trasformato, come è nato il campo di produzione. La storia è abbastanza curiosa, perché quando abbiamo deciso, era il 2011-2012, dei primi idee, abbiamo deciso di occuparci di questa nuova specie coltivabile potenzialmente nella nostra regione, siamo andati a fare la classica ricerca vedendo dove c'erano i migliori centri di conoscenza a livello mondiale, perché è inutile cercare in Europa dove c'è quasi nulla su questa specie. E abbiamo visto che all'Università del Texas, l'Università Nazionale, quindi A&M del Texas, c'era un centro specializzato su questa materia. Scriviamo e ci risponde in perfetto italiano un italiano, il professor Lombardini, che era responsabile del centro di ricerca sul pecan dell'Università del Texas. Da lì ovviamente tutto è stato molto molto più facile. Di lì a poco abbiamo fatto un viaggio di studio, siamo andati negli Stati Uniti, prima abbiamo cominciato a importare materiale genetico sia per i portainnesti che per gli innesti. Prima abbiamo fatto un primo campo collezione presso il nostro centro sperimentale di Pradon nel delta del Po, e da questo abbiamo cominciato a guardarci intorno cercando qualche innovatore tra i nostri agricoltori, e questo l'abbiamo trovato in un'azienda della Bassa Veneziana, in comune di Eraclea, dove è stato accettato di fare un primo campo pilota sperimentale dove in collaborazione tra Veneto Agricoltura e l'azienda La Spiga, questo è il nome dell'azienda, si potesse testare direttamente in campo a scala 1:1 la possibilità di coltivare questa nuova specie. Prima di parlare del frutto e anche del legno prodotto da questo albero, possiamo vederla questa noce straordinaria? Ecco, questo è una confezione di una piccola quantità di noci, sono qualche etto. Per renderci meglio conto delle dimensioni del frutto, qui lo si vede in proporzione alla mia mano.
Quindi come vediamo è un frutto che grosso modo ha le caratteristiche, le stesse dimensioni della noce a cui siamo abituati, ha una forma più oblunga, ogivale, il guscio è molto liscio e soprattutto è molto fragile. Difatti gli americani parlano di paper shell, di guscio di carta, perché prendendo in mano le noci e stringendole nella nostra mano si può liberare facilmente il frutto, e il frutto ha questo aspetto. Ed è un aspetto molto familiare perché veramente assomiglia al frutto delle nostre noci. E quali sono le caratteristiche del frutto? Perché so che ha un sacco di proprietà. Dal punto di vista nutrizionale, come un po' tutta la frutta secca, è molto ricco sia di grassi, ma soprattutto è molto ricco di principi nutrizionali che hanno una funzione nutraceutica, quindi oltre a nutrirci ci fanno star bene. Non a caso è classificato tra i superfood, quindi introducendolo in maniera regolare all'interno della nostra dieta, come si consiglia di fare per esempio con le noci, con le nocciole, con le mandorle, ci aiuta ad avere una nutrizione equilibrata e a far star bene il nostro corpo più in generale. Ma poi la cosa molto interessante è che è veramente squisito, ha un ottimo sapore, si può consumare tal quale o può far parte di guarnizioni, per esempio di torte. Famosissima negli Stati Uniti è la pecan pie, la torta di pecan, che è la famosa torta di nonna Papera. E per quanto invece riguarda il legno? Il legno di icori è un legno apprezzato nel mercato locale americano, è un legno molto stabile, flessibile. Un tempo per esempio veniva utilizzato per la costruzione degli sci, un po' come da noi il frassino. Ecco. E oltre che essere usato per scopi strutturali, per esempio per la produzione di mobilio tradizionale e così via, un altro motivo per cui viene molto apprezzato nel mondo americano è che usandolo per la produzione di carbonella, di carbone vegetale, fornisce poi alle carni che vengono cucinate con questa carbonella degli aromi molto molto particolari, perché tutto di questa pianta è estremamente profumato, le foglie, il frutto, il legno, ecco, quindi ha questi due usi che sono tradizionali americani. Ovviamente l'introduzione in Europa è tutto da vedere se anche da noi il mercato potrà trovare uno spazio, mentre per il frutto sappiamo già che oggi in Europa c'è una domanda sostenuta di questo frutto che non viene assolutamente prodotto all'interno del territorio europeo. Passando un po' invece all'aspetto produttivo, dov'è che oggi, a parte so che in Messico, Stati Uniti, dov'è che si produce questo frutto? E per un agricoltore veneto può essere interessante, quindi si può già dire che può essere interessante a produrre il pecan? Oggi i due principali produttori mondiali di pecan sono gli Stati Uniti nella parte meridionale e il Messico, che ultimamente ha superato gli Stati Uniti. È stato introdotto in vari altri paesi, anche in Sud America, per esempio sud del Brasile, Argentina e così via. In Italia quasi nessuno lo sta coltivando, in Europa qualcosina sempre nel sud perché è una specie meridionale. Ecco, per quanto riguarda il valore per chi lo coltiva, va detto che nel mercato americano e mondiale la noce di pecan viene apprezzata, spunta un prezzo nettamente superiore a quella del noce comune, anche se va detto dall'altra parte che la produzione massima per ettaro del pecan è inferiore a quella del noce comune. Quindi sarà decisivo sapere a che prezzo domani potrà essere venduto. E proprio su questo Veneto Agricoltura quest'anno ha finanziato uno studio che è stato affidato alla professoressa Maratiene dell'Università di Padova per capire quello che sarà proprio il pricing, la propensione a pagare un prezzo per una merce che oggi non è ancora ben conosciuta nel nostro mercato. Concludiamo il nostro approfondimento di oggi in attesa che arrivino questi risultati di questo studio dell'Università di Padova e di Veneto Agricoltura, chiedendo e adesso questo campo sperimentale di Eraclea, di Veneto Agricoltura, come si presenta? Allora, il campo di Eraclea in questo momento è una piantagione che è alla fine del terzo anno, quindi le piante sono
dimostrano un ottimo vigore, sono stati innestate perché sono stati piantati dei selvaggioni, dei porti innesti, gli innesti sono andati molto molto bene, quindi adesso cosa si aspetta il proprietario? Il proprietario si aspetta che nel giro di 3-4 anni la chioma di questi alberi raggiunga la dimensione tale da poter entrare in produzione. Uno dei caratteri che dobbiamo purtroppo tenere presenti è che l'entrata a frutto di questa specie è piuttosto lenta, si parla di 6º-7º anno dopo l'impianto per l'entrata a frutto, però dall'altra parte è un albero molto longevo, quindi fatto un bel investimento, questo investimento può accompagnare l'azienda agricola per alcuni decenni. Bene, ringraziamo il dottor Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura per averci spiegato, averci così illustrato una nuova produzione. Dicevo in apertura che il mondo agricolo è alla costante ricerca di nuove produzioni redditizie, può essere che questa davvero, e attendiamo i risultati, sia una nuova coltivazione davvero molto interessante per la nostra agricoltura. Un arrivederci a tutti e ci diamo appuntamento alla prossima occasione.